Sofowowski fuori da Dwayne Russell, sotto poi da Henry Sims contro Jeff Brooks, 1 contro 1 tra i due giocatori. Sims riesce poi a crearsi il suo tiro, ne aveva sbagliati 2 in precedenza. Pallone adesso gestito da Morgan, poi da De Nicolao, pallone sotto da Jordan Morgan che va con il movimento verso il centro dell'area. Sims difende bene, ma qui semplicemente Jordan Morgan è più bravo di lui. Uscita di Sofowowski che va a prendersi il pallone in consegnato, quindi Brock esce molto ingolosito dalla soluzione da 3 punti e la manda a bersaglio. Fuori per Mazzola, si torna sotto da Giuliano Stone, gran palla per premiare il taglio di Cerella che poi fa saltare prima Bortolani, taglia bene, poi scarica fuori per Mazzola che ha tutto il tempo e lo spazio del mondo, però non trova ancora la tripla a Venezia in questa situazione, che però sta costruendo assolutamente buoni tiri, così come lo è questa di Giuliano Stone che sblocca un po' Venezia da 3. 28-21 di poco fa, Bortolani si muove per ricevere, alla fine riceve controtenuta, arriva il blocco di Achele, quindi si va da Sims al centro dell'area. Sims poi vede che ha spazio, va fino in fondo con tutta la cattiveria del mondo, poi si va da Morgan che pensa per un attimo fino dalla media, torna fuori da Tonut, blocco di Morgan, apertura per De Nicolao che deve sparare questa tripla, la sbaglia e poi a tapin con un pizzico di show, grandissimo canestro di Jeff Brooks. Il tempo possibile per iniziare l'azione, alla fine arriva il blocco di Sims che a sua volta aveva preso il blocco di Bortolani, poi scarico fuori per Sofowowski, costruisce bene il tiro Treviso, alla fine arriva la tripla, palleggio per De Nicolao, blocco, o meglio contenimento di Brooks che poi si va da Tonute sotto per Mitchell Watt che inchioda Russell, si trova ancora il pallone in mano, sbaglia però il più facile delle Iap all'apparenza, ancora Treviso con il possesso, con Russell da 3 punti, ha sbagliato la cosa più facile, con presenza da parte di Stefano Tonut che supera la metà campo, arriva poi con il tiro in transizione, Stefano Tonut sul +7 adesso Venezia che in un amen si riprende totalmente l'inerzia della gara. Nel terzo quarto lo spazio per Mazzola, pallone per Russell che va fino in fondo, gran palla per Jones che inchioda con anche il fallo, potenziale gioco da 3 punti, primo possesso di questo ultimo periodo che è per l'Umana Reyer, gran palla di De Nicolao che trova Brooks, sbaglia il balzo però di Achele in mezzo a 4, Maglioro Granata, quindi Brock che riceve l'extra pass da Bortolani, occhio però perché Treviso è ancora lì e segna di De Nicolao sotto da Watt, riapre per Tonut, quindi Ramos che va con il fondo, serve poi Mitchell Watt, i due giocatori tra i più importanti, forse i più importanti di Venezia. Allora ancora possesso per la Nutribull con Imbro che rischia anche la palla accompagnata, non è così secondo gli arbitri. Bortolani da campione vero, 2 bombe di fila e si chiude con la vittoria di Venezia che dunque vince il derby dopo la sconfitta dell'andata.